Il blitz antidroga Piazza Pulita ha bonificato il fulcro di quello che era diventato quartiere di spaccio. Il centro storico di Agrigento torna alla legalità, ma continua ad essere alta l'attenzione delle forze dell'ordine. Dopo la maxi operazione, le vie che portano a Piazza Ravanusella continuano ad essere pattugliate dai carabinieri. Non sono ancora stati individuati i canali di approvvigionamento, ma non c'è alcun dubbio sul fatto che hashish e marijuana arrivavano da Palermo tramite autobus e linea ferrata. Un altro dato che emerge è che fra i fermati ci sono 5 immigrati originari del Gambia, uno del Senegal, una donna originaria del Belgio di 45 anni. I baby push erano tutti dai 19 ai 24 anni, abitavano ad Agrigento o senza fissa dimora. In passato alcuni di loro sono stati ospiti di locali comunità d'accoglienza. Uno ha il permesso di soggiorno, mentre gli altri sono richiedenti asilo politico. Questi spacciatori senegalesi e gambiani che vendevano morte anche ai minorenni nel centro storico di Agrigento, ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, grazie al decreto sicurezza verranno espulsi. Stiamo lavorando per revocare lo status e rimpatriarli, anche se in possesso di permesso umanitario. E se da un lato, ha scritto il direttore del servizio di pastorale sociale e del lavoro dell'arcidiocesi, Don Mario Sorce, si tira un sospiro di sollievo per aver alleggerito il centro storico di uno dei suoi noti problemi, dall'altro ci si chiede cosa e come si possa operare tutti insieme per rilanciare e far rinascere il nostro centro. Occorre, continua Don Mario Sorce, infatti, comprendere che il passo dal degrado fisico a quello etico è molto breve. Le due realtà insieme spesso danno vita a zone oscure dove non alberga il rispetto della legalità.